con Cristina Veronesi, una delle organizzatrici di questo comitato spontaneo. Ma quanta gente avete portato oggi? Guarda, veramente non ci aspettavamo così tanta gente. Diciamo che il gruppo di Facebook 6 di Rosolina Mare Se ha aiutato tantissimo a pubblicizzare l'evento, che sarebbe stata la Befana. L'abbiamo spostata oggi, ma siamo in carnevale e non bruciamo la vecchia, anzi quest'anno si è salvata. Il prossimo anno vedremo cosa succederà. Quest'anno appunto è andata così, è una festa d'inverno, la festa del turista d'inverno l'abbiamo chiamata, edizione invernale. C'è un po' di musica, c'è un buffet da mangiare, adesso estraiamo un po' di premi regalati da tutte le attività di Rosolina Mare. Una sinergia tra tantissime persone che sia di buon auspicio per un 2024 straordinario. E brava Cristina, bravi a tutti voi. Bravi tutti, siamo un gruppo, grazie a tutti.